Minorenni violenti colpiscono ancora. Dopo la rapina nel mini market di via Fapanni a Mestre con l'aggressione al negoziante, l'ultimo episodio è avvenuto in centro storico, in campo San Geremia. Sabato sera 5 ventenni, 3 ragazze e 2 ragazzi sono stati aggrediti senza motivo, o meglio per uno dei soliti banali motivi, il rifiuto alla richiesta di una sigaretta. Uno di loro è stato colpito alla schiena e ha subito lesioni alle vertebre cervicali, 40 giorni di prognosi, 7 alle ragazze, 14 giorni ad un altro. Sempre più violenti e in questo caso anche numerosi, visto che hanno agito in 20, tra cui un minorenne. In questo momento rappresenta un'emergenza, ci stiamo lavorando, i miei investigatori sono alle prese del problema con grande attenzione, grande sinergia con l'autorità giudiziaria che ringrazio, quindi possiamo dire che da un lato il fenomeno sicuramente crea preoccupazione, dall'altro lato però posso assicurare che il fenomeno è ampiamente seguito e siamo certi che ci saranno le risposte giuste che i cittadini aspettano. Sul posto in campo San Geremia è intervenuta la polizia, ma i baby bulli ormai si erano già dileguati. Gli agenti del commissariato San Marco hanno avviato un'indagine per identificarli.